Andrea Sepi al termine della pesante sconfitta del suo Eurobet Palermo per 7-3 contro il Checco dello Scapicollo. Andrea, una partita che ci aspettavamo più equilibrata perché forse dovevate reagire a un grosso momento di crisi, ma il Checco è sembrato molto superiore dall'inizio alla fine. Sì, è un periodo nero e serviva una scossa che non c'è stata. Non ci dice bene, e poi abbiamo incontrato una squadra fortissima, più forte del campionato per me, che giocano da tanto tempo insieme e ogni anno si rinforzano sempre di più, quindi era veramente dura oggi e poi noi non so perché non giriamo proprio, non ci dice bene, non stiamo crescendo come dovevamo. E cosa manca quindi all'Eurobet o comunque cosa è mancato in generale, Andrea, diciamo nella squadra che tu hai trovato dopo il mercato invernale, dal tuo arrivo c'erano stati dei buoni risultati, ma da una decina di partite a questa parte sembra essersi spenta qualsiasi luce, l'abbiamo visto anche con l'Italia nell'ultimo match. Sì, non riusciamo a diventare squadra. I buoni risultati d'inizio sono stati un fuoco di paglia, si può dire, perché da lì in poi non abbiamo più trovato la continuità nei risultati, ma proprio nel gioco di squadra non riusciamo a ingranare, dai. L'ultima cosa che volevo chiederti, sono le grandi vittorie che fanno diventare più squadra, più gruppo le compagini, anche della Lega Calciotto, ma anche le grandi sconfitte, anche nel cuore proprio individuale di qualche giocatore, possono far scattare una molla d'orgoglio. Non sarà facile ripartire già dalla prossima, riaffrontate di nuovo il Checco dello Scapicollo che oggi va battuto nettamente, ma un po' l'orgoglio può essere, diciamo, pizzicato anche da sconfitte così pesanti. Per forza, dobbiamo reagire, non dobbiamo mollare, dobbiamo rimanere qui e combattere minuto per minuto, perché ormai ci siamo e quindi bisogna ballare. Grazie e complimenti ad Andrea Sepi per metterci la faccia.